Eccolo oggi pomeriggio a passeggio nei campi di Sarano di Santa Lucia, vicino al rifugio Empa. Per la prima volta da quando Ciccio è stato abbandonato mangia e si dimostra più affettuoso con le volontarie. Lui aspetta una casa e la famiglia ideale, quindi speriamo di aiutarlo a breve. Tantissime le richieste di adozione da quando la sua storia dolorosa è stata svelata. Dopo 8 anni i padroni, cui è nata una bimba, hanno deciso di liberarsene. Senza, avere la certezza o meno che Ciccio fosse adatto a convivere con un neonato, no? Quindi questo non lo possiamo dire, magari si comportava bene. Più di 100 richieste nelle ultime ore per il cagnolino bianco, un bastardino molto intelligente e che ha sofferto in questi giorni. Tante telefonate anche oggi e per il weekend sono già decine gli appuntamenti fissati. Ora aspettiamo, arriveranno delle famiglie con i loro cagnetti al seguito per capire se può essere o meno il cane per qualche altra situazione, non lo so, io sono stata chiara. Ciccio non siamo ancora in grado di definire bene che comportamento ha.